nel corteo di protesta contro l'apertura del padiglione Israele, scontro con le forze dell'ordine schierate. Intanto 20 padiglioni restano chiusi per lo sciopero solidale alla manifestazione, è la prima volta che accade. Si è sentito un urlo disumano e la testimonianza di una cittadina all'indomani dell'incidente sul lavoro a Maerne in cui ha perso la vita un operaio di 50 anni. I sindacati basta morti sul lavoro. Dipendente della Questura di Venezia accusato di violenza sessuale aggravata finisce ai domiciliari, avviata la sospensione dal servizio, indagine coordinata dalla Procura di Venezia. Il ministro delle imprese Adolfo Urso in visita stamane a Porto Marghera ha annunciato Venezia candidata nazionale a ospitare il primo centro di stoccaggio delle materie prime critiche. Si riapre dal punto di vista giudiziario il caso del 45enne di Pellestrina morto nel settembre 2023 dopo il ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale civile di Venezia. Oggi il via da 3 giorni della Donata Nazionale degli Alpini a Genova. Le emozioni continuano su Antenna 3. Domani dalle 21:15 la serata alpina con i cori delle penne nere. Domenica dalle 7:30 del mattino diretta non stop per raccontare lo sfilamento degli alpini. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano una notizia giunta pochi istanti fa. Un dipendente della Polizia di Stato in servizio alla Questura di Venezia è stato posto agli arresti domiciliari nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia. L'uomo è indagato per violenza sessuale aggravata e tentata induzione indebita a dare o promettere utilità. Il provvedimento è stato disposto dal GIP ed eseguito dalla stessa Polizia di Stato. Avviati immediatamente anche i procedimenti disciplinari interni con la sospensione del dipendente. E allora veniamo al pomeriggio che si sta vivendo a Venezia, alla Biennale, oltre 1 migliaio di persone nel corteo di protesta contro l'apertura del padiglione Israele. C'è stato anche uno scontro con le forze dell'ordine. Intanto per la prima volta nella storia 20 padiglioni restano chiusi per lo sciopero solidale alla manifestazione. Ci racconta tutto in diretta il nostro Lorenzo Maier. Buonasera Lorenzo. Buonasera Francesca, buonasera a te ai nostri telespettatori. Sì, si è da poco concluso il corteo e come giustamente dicevi da studio c'è stata un po' di tensione proprio nei momenti finali della mobilitazione che fino a poco prima era stata ordinata, partita da Viale Garibaldi, da via Garibaldi a Castello, è arrivata con 1.000-1.500 persone, sicuramente oltre 1.000, insomma, una partecipazione davvero corale, anche tanti veneziani, tanti visitatori internazionali della Biennale. Proprio quando siamo arrivati qui all'Arsenale c'è stato un po' di tensione, qualche scontro risolto per fortuna con una leggera carica, nulla di particolare, tutto è poi rientrato in ordine e i manifestanti hanno continuato i loro cori, i loro proclami al microfono, tutto ovviamente incentrato sulle critiche al padiglione di Israele. I manifestanti al grido di Palestina libera hanno criticato la scelta della Biennale di ospitare e hanno invitato tutti a compiere un boicottaggio verso questo padiglione. Ovviamente poi c'è anche il tema della Russia che tiene banco in queste ore. Oggi ultimo giorno di vernice, da domani la parola passa nel vero senso della parola ai visitatori che potranno anche dare la loro preferenza e decidere loro a chi assegnare in novembre i leoni d'oro. Oltre a questo, come dicevi, giustamente c'è stato poi un gesto clamoroso di una ventina di padiglioni che nel pomeriggio hanno chiuso i battenti proprio in solidarietà alla manifestazione, invitando tutti ad unirsi al corteo. È venuto qui il ministro Salvini, che è arrivato e ha partecipato all'inaugurazione del Padiglione Italia. Francesca, se non hai domande dallo studio ti restituisco la linea insieme a Sandro Ponchio. Grazie davvero Lorenzo, grazie per questa cronaca velocissima di questo pomeriggio intenso a Venezia, grazie anche a Sandro Ponchio per le immagini. E adesso l'incidente mortale sul lavoro di ieri a Maerne, a perdere la vita un operaio cinquantenne, la testimonianza shock di una residente.
Il signore stava andando a fare le spese da lì, ha sentito un urlo disumano e si è girato, ha visto tutta la gente che correva verso quello che era accaduto, insomma. A perdere la vita un operaio cinquantenne di origine marocchina che stava lavorando sul tetto dell'edificio in costruzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da circa 5 metri d'altezza in via Circonvallazione a Maerne di Martellago, poco distante da un supermercato. L'uomo, dipendente di un'azienda in subappalto specializzata nella posa di guaine, era impegnato nella realizzazione della copertura della struttura quando è precipitato. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del SUEM 118 che l'ha trasportato all'ospedale di Mestre, ma i traumi riportati erano troppo gravi e dopo qualche ora non c'è stato più nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Mestre e i tecnici dello Spisal che dovranno verificare il rispetto delle norme di sicurezza, mentre l'area del tetto è stata posta sotto sequestro. I sindacati ribadiscono l'importanza della formazione. Sul posto CGIL e CISL hanno appeso le loro bandiere e dei fiori in segno di solidarietà e un chiaro messaggio: basta morti sul lavoro. Come Venezia abbiamo la maglia nera rispetto al Veneto, siamo dietro solo a Verona. Dobbiamo ribadire soprattutto rispetto a queste persone che sono straniere, ove purtroppo in questi paesi stranieri manca la cultura della sicurezza. Dobbiamo cercare di fare di più, non bastano solamente corsi di formazioni e leggi, dobbiamo cercare di investire su tecniche pratiche per portare questa cultura della sicurezza e per evitare che ci siano questi morti. Richiamo l'iniziativa che abbiamo fatto come CGIL sul referendum proprio per queste situazioni qui, in cui è l'azienda che appalta e deve rispondere della sicurezza. Quel referendum non è passato, e adesso ci troviamo in queste condizioni. Il governo non pervenuto. C'è bisogno di una cosa importante, tanta formazione per la percezione del pericolo. Se anche i lavoratori che vanno sui tetti non percepiscono il pericolo, non ci sarà nessun protocollo che tiene, non ci sarà nessuna manifestazione sufficiente. Possiamo combattere questo dramma solo se ci aiutiamo tutti insieme. La notizia ha suscitato profondo dolore nella comunità di Martellago. Il pensiero che una creatura si alza la mattina, va a lavorare e non fa più ritorno a casa è un incubo che tutti noi non vorremmo mai sentire. La necessità di creare una cultura della sicurezza diventa una priorità, perché queste cose non le dobbiamo più sentire. Mi stringo alla famiglia, ai suoi colleghi, ai suoi amici, a tutti coloro che l'hanno conosciuto. Si riapre la vicenda giudiziaria del 45enne di Pellestrina, morto nel settembre 2023 dopo il ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale civile di Venezia. Andranno a giudizio un medico e 3 infermieri dell'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia per la morte di Bruno Modenese, il 45enne di Pellestrina, deceduto dopo il ricovero nel reparto di psichiatria nel settembre del 2023. L'udienza preliminare sarà il prossimo 8 ottobre. Saranno imputati del reato di lesioni volontarie. Un'infermiera dovrà invece rispondere della presunta accusa di favoreggiamento. Il pubblico ministero Giovanni Gasparini ha chiesto il loro rinvio a giudizio. Una complessa perizia medico-legale ha riscontrato importanti lesioni sul corpo di Modenese che impongono di fare chiarezza sulle cause che hanno determinato la morte. La famiglia di Bruno, che da anni si batte per avere giustizia, si è affidata agli avvocati Renato Alberini, Augusto Palese, Gianluca De Biasi e Paolo Vianello. Al termine delle indagini preliminari ha ritenuto di richiedere il rinvio a giudizio nei confronti di 2 infermieri e di un medico del reparto di neuropsichiatria dell'ospedale civile di Venezia per lesioni aggravate e di una infermiera per favoreggiamento, con udienza preliminare fissata per l'8 ottobre 2026 innanzi al giudice. Venezia candidata nazionale ad ospitare il primo centro di stoccaggio delle materie prime critiche, l'annuncio del ministro Adolfo Urso oggi a Porto Marghera. Entro giugno lo studio di fattibilità per hub terreraria a Porto Marghera, nei prossimi giorni l'arrivo dei tecnici dell'Unione Europea. Così il ministro delle imprese Adolfo Urso in visita a Porto Marghera. Un sito pilota di deposito di materie prime critiche, terre rare, minerali preziosi,
che possa servire le imprese europee in caso di shock di approvvigionamento, come purtroppo si sta verificando spesso in questi anni. Nei prossimi giorni il mio staff e quello degli altri dicasteri si confronterà in modo continuativo con le autorità locali, la Regione, il Comune e tanto più l'autorità portuale. Le parole del ministro Urso in merito all'urgenza di un deposito di approvvigionamento di terre rare e minerali preziosi seguono quanto detto nel corso dell'ultimo vertice del G7 sulle materie prime critiche. Sin dalla pandemia e anche purtroppo nell'ultimo conflitto in Golfo Persico assistiamo a questa necessità che è diventata una assoluta urgenza per la nostra Europa. L'Italia, che coordina il gruppo di lavoro europeo sugli aspetti logistici e organizzativi del progetto, ha dato la propria disponibilità a ospitare il primo centro europeo di stoccaggio strategico delle materie prime. In questo quadro, il sistema portuale di Venezia è stato individuato come uno dei principali nodi logistici nazionali, insieme agli scali di Trieste e Ravenna. A Porto Marghera è già partita, insieme a Eni, la ricerca delle aree più adatte a ospitare il sito pilota, che tra l'altro è stato individuato come uno dei soggetti che a livello internazionale opererà su questo settore, e tra l'altro la prossima settimana, con data ancora da definirsi, ci sarà la visita della Commissione europea. Dalla presenza del padiglione russo alla Biennale con il sostegno al presidente Buttafuoco, al no netto sulla moschea, tanti temi affrontati dal vice premier Salvini oggi a Venezia. Ho scelto di dedicare un pomeriggio a una delle istituzioni culturali più belle, importanti, apprezzate e autonome del mondo, che è la Fondazione Biennale di Venezia. L'arte non ha colori, non ha confini e non conosce censure. Prima mestre poi tra i padiglioni della Biennale il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini ribadisce il suo sostegno al presidente dell'Esposizione Internazionale Pietrangelo Buttafuoco, presenza ai giardini, la sua che vuole segnare, queste le parole, la fine delle polemiche. In un momento di conflitti, di problemi, di contrasti, di guerre e di morte, ci sono alcuni campi, e lo sport e la cultura sono due di questi campi dove la politica dovrebbe evitare di entrare, e sport e cultura avvicinano i popoli. Boicottare sport e cultura significa allontanare la possibilità di giungere alla pace. Una vicenda che ha Venezia in primo piano, ma che trova sede di battaglia tra i tavoli romani, quella della presenza della Russia alla Biennale, che vede coinvolte due forze politiche di maggioranza su fronti diversi. Da un lato il ministro meloniano Giuli con un no netto e l'assenza all'apertura, dall'altro il leghista Salvini con una frecciata diretta al collega di governo che dice gli assenti hanno sempre torto. Riconosco il diritto di chiunque di protestare, di imbavagliarsi, di fiaccolare. Però io ho profondo rispetto per Venezia e per la cultura e per l'autonomia della Biennale, quindi ci tengo a ringraziare il presidente Buttafuoco, che è veramente una persona eccezionale, importante per Venezia e per la cultura italiana. Così sul caso Biennale, mentre il ministro si accoda alla linea di partito sul non netto alla moschea a Mestre. Tutti i luoghi di culto devono rispettare tutte le normative vigenti, questo vale per la Chiesa Cattolica, per la sinagoga, per il Tempio Valdese o per la moschea. Il problema non è l'Islam, il problema è l'uso che qualcuno fa dell'Islam per importare a casa nostra una cultura che è incompatibile con i diritti che ci siamo conquistati. Il candidato sindaco Giovanni Andrea Martini denuncia il primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro, per alcune frasi pronunciate durante il Consiglio Comunale dello scorso 26 marzo. Devi dire che hai rovinato generazioni di studenti, questo stavo dicendo, da professore. Parole con cui il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, si rivolgeva al candidato sindaco di Venezia, nonché consigliere comunale uscente, Giovanni Andrea Martini. Era il Consiglio Comunale del 26 marzo scorso. Sono stato insultato e delegittimato rispetto al mio lavoro di insegnante, dice il candidato per la lista Tutta la città insieme, che per questa ragione ha querelato Brugnaro. Questa querela assume inoltre un significato più ampio, legato alla tutela di un principio democratico fondamentale. Chi ricopre incarichi pubblici non può ritenersi autorizzato
a insultare o delegittimare senza conseguenze. Il ruolo istituzionale richiede misura, senso di responsabilità e rispetto delle persone. L'iniziativa vuole anche riaffermare un principio essenziale dello Stato di diritto. Chi esercita funzioni pubbliche è tenuto, come ogni cittadino, al rispetto delle regole e dei limiti previsti dalla legge. Nessuno può considerarsi al di sopra di esse. Vi è infine una dimensione collettiva e testimoniale in questa scelta e un invito a non accettare passivamente linguaggi e comportamenti che contribuiscono a deteriorare la qualità della convivenza civile e del dibattito politico e pubblico. Un ringraziamento particolare va ai tanti cittadini che mi hanno espresso solidarietà e vicinanza e soprattutto ai miei ex allievi che mi hanno manifestato tanto affetto e stima. Confido che questa iniziativa possa contribuire a ristabilire un principio fondamentale della vita democratica. Il rispetto reciproco non è un'opzione, ma una condizione imprescindibile della convivenza civile e dell'esercizio delle responsabilità pubbliche. Voltiamo pagina, le emozioni della 97esima adunata di Genova continuano su Antenna 3. Oltre ai collegamenti in diretta nei nostri telegiornali e ai servizi, domani la serata alpina in diretta dalle 21:15 vedremo la grande rassegna dei cori delle Penne Nere dal Teatro Carlo Felice e poi collegamenti dalle piazze, dal porto e dalla nave degli alpini con i nostri inviati. E poi domenica il clou dalle 7:30 per tutta la giornata, la diretta non stop per raccontare il momento più emozionante e più importante dell'adunata, lo sfilamento delle Penne Nere con i commenti e la possibilità di mandare come sempre i vostri messaggi da casa. E dunque inizia la grande maratona, anche la nostra grande maratona per raccontarvi in diretta le emozioni della 97esima adunata degli alpini di Genova. E con questi appuntamenti chiudiamo la nostra edizione del telegiornale. Io vi lascio come di consueto alla sigla e poi a seguire alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.